Nessun imbarazzo a difendere Monti? Non particolarmente, perché comunque ci sono alcune cose che di questo governo, a prescindere da certi provvedimenti, mi piacciono. E lo dico sinceramente. Sono l'autorevolezza, la credibilità e il fatto che in 16 novembre, 16 dicembre, 16 gennaio, non siamo ancora arrivati al 16 febbraio. In 3 mesi ha fatto tutta una serie di provvedimenti i cui effetti si cominceranno a vedere, alcuni in parte si vedono già, altri si vedranno nel futuro. Quando aspetta, sta dimostrando dici che non possiamo più permetterci i canali radio e locali? Sta dimostrando un'efficienza alla quale, di produzione, alla quale noi non eravamo abituati. Lei vede cosa di buono nel governo Monti? Qualcosa? Vabbè, che non c'è più Berlusconi, insomma, però voglio dire, io i governi li valuto per quello che fanno, cioè voglio dire, siamo in una situazione di crisi veramente incredibile e la vera crisi è quella sociale, economica, i dati che prima vedevamo dell'occupazione, cioè io se vedo quei dati e vedo ciò che sta facendo il governo Monti nei fatti e anche nelle sue proprio atteggiamenti, metodologie, io credo che il titolo è che noi siamo condannati veramente, non abbiamo via di scampo. Come no? Ma scusate, ma come spiegatemi una cosa, tu che non hai imbarazzo, scusami, per fortuna che adesso qualche possibilità ce l'abbiamo, non ne siamo usciti, ma adesso sì che qualche possibilità ce ne abbiamo. Spiegami una cosa, come valutate di fronte a una disoccupazione che è crescente in modo esponenziale, giorno dopo giorno, in Italia in particolar modo e soprattutto anche nel nord Italia, dove c'è il 30% di disoccupazione giovanile, dove c'è la mortalità delle imprese veramente mai vista se non negli anni appunto di 15-20 anni fa, 25. Allora voglio dire, come commentate il fatto che il governo, anziché prendere misure atte a fare lo sviluppo, invece si permette di dire ai cittadini italiani e ai giovani siete noiosi, dovete inventarvi lavoro e cambiare lavoro. E come fa un ministro come Fornero l'ha ribadito? Cristo, l'ha ribadito anche oggi. Filippini, per cortesia, ma non difende il difendibile. Ha ribadito anche oggi quello che ha detto. Ha detto, intendevo, non volevo essere detto, però i giovani devono essere flessibili, devono abituarsi che non basta un lavoro a vita. Allora gli dico, caro signore, tu a quell'età tua, quanti lavori hai fatto? Sempre quello ha fatto il finanziere dentro le cose. Non è sempre vero, quello, ma non è questo. Però ti dico, come fa un ministro come la Fornero, senti, come fa un ministro come Fornero a dichiarare, non credevo, l'ho riletto 7 volte, a dire la riforma del lavoro, quello con l'articolo 18, noi la facciamo, che piaccia o non piaccia, noi la faremo. Ma questo governo, chi crede di essere? Che non ha il consenso degli italiani, che non ha il consenso nemmeno del Parlamento, che votate solo perché siete prigionieri ma sei così sicuro che non abbia il consenso degli italiani? Sui problemi della carne della gente, la gente che non ha più da mangiare a fine mese, le famiglie disastrate. Questo governo non sta intervenendo su queste cose. Come si fa l'imbarazzo a sostenere un governo così? Un governo di destra che sul piano dell'economia non ha niente di diverso da Berlusconi. Niente. Infatti si vede subito. Dimmene un punto diverso. Lo spread che dal 574 lascia perdere lo spread che non 680. c'entra niente. Monti ti ha scommesso. Monti ha detto oggi in Parlamento cominciano a vedere che c'è qualcuno che governa. Ma che cavolo dici? Ma non dire cavolate. Qualcuno che sa di che cosa si occupa. Monti ha detto ciò che sto dicendo io. Monti ha detto non c'entra niente lo spread. Si è dato non c'entra niente lo spread. Ma l'ha detto lui. L'economia che cos'è? Ma non è colpa di Berlusconi e di Monti il favore dello spread. Stai rivalutando Berlusconi, stai dicendo che il mondo era meglio prima, incredibile. Mettiamo un cartone animato, andiamo a mezzo, dai. Ma